Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, ai titoli del nostro telegiornale. Firmato alla MIT l'accordo di programma per il ponte sullo Stretto, via libera al piano da 20 miliardi di euro per i collegamenti di strade e ferrovie. Politica regionale, opposizioni divise contro Schifani, PD e Movimento 5 Stelle manifestano in piazza ma respingono la mozione di sfiducia proposta dal deputato Lavardera. Aurora non può essersi suicidata. La famiglia della hostess palermitana morta a Vienna non si dà pace. Al nostro TG parla la zia della ragazza. La Giara è smantellata, una piazza di spaccio, 11 indagati, la droga venduta anche ai minorenni. Catania diventa subito virale il bigliettino con tanto di rimprovero lasciato dal sindaco trentino sul parabrezza di un'auto in sosta in terza fila, ma in città il parcheggio selvaggio continua a imperversare. Calcio tra ritiro e mercato, Palermo e Catania mettono a segno 2 nuovi colpi, i rosanero ingaggiano l'esterno Gyasi, i rossazzurri invece ufficializzano Donnarumma mentre Sturaro lascia il calcio giocato. Ancora buonasera, in apertura il ponte sullo Stretto di Messina a Roma. È stato firmato al Ministero dei Trasporti l'accordo di programma per definire i ruoli e i tempi delle opere accessorie alla realizzazione dell'infrastruttura. Il presidente della regione Renato Schifani dice che questo è un piano stradale e ferroviario che impiegherà 20 miliardi di euro legato proprio al ponte. Giusy Lazzara. Un altro passo verso il ponte sullo Stretto di Messina. Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti firmato l'accordo di programma per definire ruoli e tempi delle opere accessorie che dovranno accompagnare la realizzazione del ponte. Al tavolo si sono seduti il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini, il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti, il Presidente della Regione Siciliana Schifani, il Presidente della Regione Calabria Occhiuto, ANAS Ferrovie e l'amministratore delegato dello Stretto di Messina, Ciucci. Un'opera che non è un'opera singolare ma una componente del sistema stradale, ferroviario, regionale e nazionale e richiede l'impegno e la condivisione di tutti, del governo, delle regioni e dei principali operatori infrastrutturali italiani, ANAS e RFI. Tutto questo in attesa del varo definitivo del progetto del CIPES, previsto entro luglio. Il ministro Salvini vuole che si definisca anche con l'Unione Europea la natura militare del ponte, così da inserirlo nell'accordo europeo per il raggiungimento del 5% delle spese fronte militare della sicurezza. Il CIPES sarà dunque il vero snodo per l'avvio dell'opera principale. Oltre al progetto definitivo aggiornato, ci saranno i risultati della conferenza dei servizi, le conclusioni della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, il piano finanziario. Arriva anche la soddisfazione del governatore Schifani. È in corso un piano strategico stradale e ferroviario per la Sicilia, con investimenti per quasi 20 miliardi di euro, fondi stanziati per la realizzazione della media velocità sulla linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina, la realizzazione della Catania-Ragusa, previsti anche interventi sull'autostrada A19 Palermo-Catania e il completamento della statale 640 Caltanissetta-Agrigento. Tutte infrastrutture, aggiunge Schifani, direttamente connessi al ponte. E parliamo ancora di politica regionale perché si spaccano le opposizioni sulla vicenda dell'inchiesta per la presunta corruzione. PD e Movimento 5 Stelle in piazza, Lavardera chiede invece le dimissioni e il deputato Faraone di Italia Viva parla, riferendosi alle dichiarazioni di Schifani, di parole imbarazzanti. Servizio di Maglio Viola. Da una parte deputati regionali in piazza, dall'altra una mozione di sfiducia che non trova sponda e nel mezzo Italia Viva che parla di dichiarazioni imbarazzanti. Va in ordine sparso l'opposizione al governo Schifani. Gli onorevoli del PD e dei 5 Stelle hanno inscenato questa mattina un sit-in in piazza Indipendenza. Chiedono al Presidente della Regione una nuova seduta dell'ARS nella quale anche il governatore riferisca sulle inchieste che stanno coinvolgendo gli esponenti di Fratelli d'Italia, ma al tempo stesso gli chiedono un cambio di rotta, ad iniziare dal togliere gli assessorati proprio agli esponenti di Fratelli d'Italia. È giusto che si facciano quante più cose possibili in questo momento, l'importante è
colpire ad oggi, e lo vogliono i siciliani, questo centrodestra che ha fallito. Il Presidente della Regione fa finta di nulla, cerca di occupare titoli di giornale attraverso i suoi slogan, dando responsabilità ad altre, ma la responsabilità è sua. Ma a seguire Ismaele Lavardera, insieme alla sinistra non rappresentata nel Parlamento regionale, torna a chiedere le dimissioni dell'intero governo e all'altra opposizione chiede invece di firmare la mozione di sfiducia che vuole presentare, anche senza molte possibilità di successo. Non si può più rimanere a guardare, si torni al voto, questa è la mia richiesta. A tutti ha già risposto, prima ancora delle manifestazioni, il Presidente della Regione. Schifani annuncia che il suo governo andrà avanti, che penserà a cambiare la delega all'assessore Amata solo in caso scattasse l'invio a giudizio e chiede responsabilità, soprattutto in vista della manovra bis che sta per andare in discussione in aula e che vale 345 milioni di euro. Dichiarazioni che Davide Faraone di Italia Viva definisce a dir poco vergognose. Adesso la cronaca: accoltellato per una lite condominiale, un uomo è stato arrestato a Catania dai carabinieri di Catania per aver tentato di uccidere a coltellate un 31enne. Il fatto è avvenuto a San Giovanni Calermo, la vittima è stata ferita al torace e alle gambe ed è stata ricoverata al pronto soccorso del Policlinico di Catania. L'autore sarebbe un 50enne residente nel quartiere Librino. L'indagato avrebbe agito per una lite tra condomini che aveva suscitato la reazione dei parenti della vittima, che per difendere il congiunto lo avrebbero picchiato. E ancora parliamo del caso Aurora, della hostess Aurora. Al nostro TG parla la zia, appunto, che non si dà pace per la morte della sua nipote precipitata da un balcone della sua casa a Vienna. Non crediamo al suicidio, dice chiaramente. Il servizio di Lorena Dolci. Noi non associamo la parola suicidio ad Aurora, perché Aurora era una ragazza con dei progetti, gioiosa, felice, già aveva fatto dei programmi per il suo compleanno, che tra l'altro è stato ieri. Si era pure scelta il regalo. Aveva chiesto un costume da bagno per i suoi 25 anni. Pensava all'estate. Aurora Maniscalco, la giovane hostess che da Palermo, vincendo un concorso, era andata a Vienna piena di progetti. Un sogno interrotto il 23 giugno scorso, quando è volata giù dal terzo piano dell'appartamento che divideva con il fidanzato Elio Bargione. Un caso chiuso subito dalle autorità austriache come suicidio. La procura di Palermo indaga invece per istigazione al suicidio. Tanti dubbi per la famiglia, che chiede di fare indagini sul posto. La casa, acquisire entrambi i telefoni e se ci sono delle telecamere, delle indagini appunto all'interno dell'appartamento. Richiediamo i vestiti di Aurora che indossava al momento dell'incidente. E vogliamo sapere il punto esatto dove è caduta Aurora. Caduta a testa in giù, come raccontano i testimoni, o atterrata in piedi, secondo i risultati dell'autopsia, una delle tante incongruenze evidenziate nell'istanza presentata dal legale della famiglia Alberto Raffadale. E poi la scoperta di un aborto dopo il quale, secondo il fidanzato, Aurora sarebbe andata in depressione, anche se le date non coincidono. Un rapporto tumultuoso, quello con Elio, conosciuto sui banchi di scuola. Litigavano. So che ultimamente litigavano, che Aurora aveva deciso di lasciarlo. Liti continue fino a quella tragica sera. Non accusiamo lui, ma che si facciano le indagini come è dovuto ad ogni essere umano, per sapere e scoprire la verità su Aurora. Un barbiere di 45 anni, Carmelo Trovato, è morto ad Aci Castello dopo essersi scontrato in moto contro un'auto. L'incidente è avvenuto all'altezza dei lidi Aquarius e la Risacca. Nonostante l'intervento del 118, il 45enne è deceduto al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Trovato era titolare di un noto negozio in centro ad Aci Castello, attività che andava avanti da generazioni. Lascia la moglie e i figli. Un altro incidente: un motociclista di 50 anni, Andrea Trimarchi, imprenditore del settore nautico, è stato investito da un furgone ed è morto sulla strada a scorrimento veloce Patti, San Piero Patti, in provincia di Messina, mentre era alla guida della sua moto Morini 650. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l'uomo era molto conosciuto nella zona e la notizia della sua morte ha suscitato dolore e sgomento in tutta la comunità. Adesso a Carini, beni per oltre 2,5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla DIA a Giovanni Palazzolo, un noto imprenditore accusato di legami con la mafia. Avrebbe favorito la latitanza del boss Lo Piccolo. Il servizio di Eva Spampinato.
Nuovi guai per l'imprenditore di Carini, Giovanni Palazzolo, il fondatore della ditta di spedizioni GLS, 70 anni, è finito ancora una volta nel mirino della direzione investigativa antimafia che gli ha sequestrato beni per oltre 2,5 milioni di euro, 9 immobili tra Palermo e Trapani, terreni e fabbricati e il 50% di una società attiva nell'edilizia. L'uomo era stato arrestato nell'aprile del 2024 nell'ambito dell'operazione antimafia Nemesi, con l'accusa di associazione mafiosa e riciclaggio. Secondo gli inquirenti, Palazzolo avrebbe gestito la latitanza del boss Salvatore Lo Piccolo, storico capomafia del mandamento di San Lorenzo Tommaso Natale. Il Tribunale di Palermo ha fissato a settembre l'udienza per l'applicazione delle misure di prevenzione. Intanto le indagini patrimoniali parlano chiaro: una sproporzione evidente tra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati, un patrimonio costruito, dicono gli investigatori, all'ombra di Cosa Nostra. Il Tribunale di Marsala ha condannato per favoreggiamento aggravato a 6 anni di carcere i fratelli Antonio e Vincenzo Luppino di Campobello di Mazzara. Sono i figli dell'autista del boss Matteo Messina Denaro. Erano sotto processo con l'accusa di aver fatto parte della rete che ha favorito la latitanza del capomafia. Secondo gli inquirenti, i 2 figli di Giovanni Luppino, arrestato con Messina Denaro il 16 gennaio del 2022 fuori dalla clinica La Maddalena di Palermo, avrebbero contribuito al mantenimento al vertice del capomafia, fornendogli assistenza durante la latitanza. Adesso Giarre, fiorente piazza di spaccio sgominata dalla Guardia di Finanza di Catania, 11 le persone raggiunte da custodia cautelare. Base logistica, l'abitazione è di una giovane coppia, tra gli acquirenti anche numerosi minorenni. Il servizio di Adelaide Barbagallo. La base logistica era un'abitazione nella periferia sud di Giarre, tantissimi anche i minorenni che ad ogni ora del giorno vi si recavano per acquistare droga, marijuana soprattutto. Ma il gruppo, scovato al comando della Guardia di Finanza provinciale di Catania, spacciava anche cocaina e hashish. Il GIP ha disposto 11 misure cautelari, 3 persone sono finite ai domiciliari e per 8 è scattato l'obbligo di presentazione. A gestire la vendita di droga una giovane coppia. Dalla loro abitazione, protetta da vedette e da un sistema di videosorveglianza, i numerosi clienti potevano acquistare la droga. Nonostante le cautele adottate dagli indagati, grazie a intercettazioni e attività di videosorveglianza anche con i droni e pedinamenti, i finanzieri di riposto sono riusciti ad acquisire numerose prove che hanno consentito di sequestrare diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana. I finanzieri hanno ricostruito guadagni giornalieri per 3.000 euro. 4 persone sono state tratte in arresto in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti. In vista del 33esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino, il fratello Salvatore Borsellino dichiara di non volere istituzioni politiche alle commemorazioni perché siamo ancora alla ricerca della verità. Il servizio di Marco Gullà. Senza politica Via D'Amelio è una strada pubblica e qualcuno può anche venire, però come libero cittadino, non come istituzione. Se dovesse venire qualche istituzione, quelle istituzioni che ad oggi non ci hanno dato né verità né giustizia, noi alzeremo l'agenda rossa. Categorico e deciso Salvatore Borsellino in vista del 33esimo anniversario della strage di Via D'Amelio ancora una volta ribadisce di non voler vedere sfilate politiche nel ricordo di suo fratello e degli agenti della scorta uccisi il 19 luglio del 1992. Questa mattina presentate le iniziative di un anniversario che ancora una volta viene riscaldato da polemiche e rivelazioni. Ancora non abbiamo né verità né giustizia e io in questi giorni di memoria voglio soprattutto fare notare questo, che la strage di Via D'Amelio non è una strage isolata, ma fa parte di una serie di stragi che hanno insanguinato il nostro paese e che avevano lo scopo precipuo di cambiare l'equilibrio politico del nostro paese. Si vuole isolare la strage di Via D'Amelio dalle altre stragi. Isolarla è un vero e proprio depistaggio istituzionale, ha aggiunto Borsellino. Ha trovato il mio avvocato un documento nella quale si dimostra che Paolo in quei giorni si stava occupando delle rivelazioni del pentito collaboratore di giustizia Lo Cicero, il quale parlava di presenza dell'eversione nera a Palermo. È quello di cui la
partecipazione della versione nera alla strage di Capaci. Nel giorno dell'anniversario, ovvero sabato, tante le iniziative in programma. In mattinata saranno protagonisti i bambini, nel pomeriggio poi il ricordo con il minuto di silenzio. E adesso andiamo a Catania. Un automobilista lascia l'auto in terza fila, passa il sindaco con il suo motorino, si ferma, lo redarguisce con un biglietto sul parabrezza, la fotografia diventa virale sui social, una moltitudine di commenti, ma in città però sembrano essere ancora troppi i refrattari alle regole e al senso civico. Il servizio di Desiree Ferlito. È stato un momento. Un momento. È la frase più comunemente usata dai nostri indisciplinati intervistati. Peccato che quel momento, poi sommato ad altri eventuali momenti, sommati ai momenti di tutti, incida sul decoro della città, sulle regole di convivenza civile e sulla viabilità. Sto facendo una sigaretta e scappo. Se tutti facessero così? Lo so, è un problema, però dovrebbero fare i parcheggi. Virale sui social questo bigliettino, lasciato sul parabrezza di un'auto addirittura in terza fila. Poche parole ma efficaci per descrivere, disappunto e redarguire l'autore di questo capolavoro. Solo chi è refrattario a elementari regole di civiltà può pensare di posteggiare in terza fila per lasciare l'auto all'ombra. A scriverlo stavolta è il primo cittadino, ormai nota la sua battaglia contro i comportamenti scorretti degli automobilisti. Trantino, in stile sceriffo, condivide tutto sui social, rincarando la dose. Spero che l'autore di questa sosta balorda si riconosca, in attesa della pattuglia, nel biglietto il mio disappunto. E di esempi di inciviltà in città non è difficile trovarne. Qui siamo in via Vincenzo Giuffrida, dove il traffico è particolarmente intenso a tutte le ore della giornata. L'abitudine dei catanesi di lasciare l'auto in doppia fila, qui appunto ne vediamo una lunga colonna, di certo non aiuta. Perché non c'è posto, abbiamo prima ora, già me ne sto andando. Sto andando, grazie. In tutta Catania è un delirio, perché chiunque posteggia senza guardare, senza rendersi conto di dove mette le macchine, in doppia, tripla fila. Devo essere sincero, l'unica cosa dove sono veramente fortunato sono sempre i posteggi. Anche nei posti più impensati io trovo il posteggio, addirittura di fronte dove mi devo fermare. Vedi questo caso che ero qua al bar. Beato lui, insomma, un momento per gli altri. A Punta Bianca adesso, nell'Agrigentino, strada distrutta e accesso vietato, una condotta del consorzio di bonifica si rompe e l'acqua invade tutto e devasta l'unico ingresso alla riserva. Mare Amico denuncia, non è ancora intervenuto nessuno. Servizio di Davide Sardo. Disastro ambientale e strada interrotta a Punta Bianca ad Agrigento. La rottura di una condotta idrica del consorzio di bonifica ha provocato un violento allagamento che ha distrutto l'unica via d'accesso alla riserva naturale, rendendola impraticabile anche ai mezzi di soccorso fondamentali in estate. A denunciare l'accaduto è l'associazione Mare Amico, che aveva segnalato il rischio alle autorità competenti. L'erogazione è stata bloccata, ma il danno era ormai irreparabile. Ad una settimana dall'evento però nessun intervento è stato effettuato. Mare Amico lancia un appello al Comune di Agrigento e al Genio Civile: intervengono subito per ripristinare la strada e garantire la sicurezza e l'accessibilità ad un'area naturalistica tra le più suggestive del territorio. Adesso cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di musica, perché non c'è estate senza tormentoni, quella musica che ci fa ballare in spiaggia per tutta l'estate. Allora scopriamo quali sono quelli del 2025 in questo servizio di Eva Spapinato. Non possono mancare i re dei tormentoni, che per 3 anni di fila non hanno sbagliato hit. Pronto come va è un vintage da discoteca con citazioni cult tipo Carrà e Venier, i The Colors. Non mi puoi lasciare, il cielo è una stanza. Stati tra i primi, già a maggio, a proporre sali seguono a ruota. Sul tavolino dell'Algida la vita sfuma, si ritorna bambini a chiedere la spuma e a fumare. Playlist bollenti grazie ai ritmi di Anna, Marco Mengoni, Serena Brancale e Alessandra Moroso. Il suo tormentone, noi invece ci fermiamo per una piccola pausa, poi ritorneremo con lo sport. Entriamo in diretta, adesso apriamo la pagina del calcio e del calciomercato. Arriva per il Palermo un altro colpo, si tratta di Emanuel Gyasi, esterno di qualità che nelle ultime stagioni ha militato in Serie A. Il servizio di Marco Gulla.
Arriva il secondo acquisto per il Palermo. Emanuel Gyasi è rosanero e ha già raggiunto i suoi nuovi compagni in ritiro in Valle d'Aosta. Il classe 94 arriva in prestito con obbligo di riscatto dall'Empoli dopo una trattativa lampo condotta negli ultimi giorni che ha portato il club rosanero a chiudere rapidamente l'accordo. Gyasi può giocare sia come esterno ma anche come seconda punta e spingere sul fronte offensivo. Ma il Palermo non si ferma e il DS Carlo Ostia già incanna altri colpi. Antonio Palumbo è ormai quasi rosanero. Il trequartista non era presente al primo giorno di ritiro del Modena e nei prossimi giorni dovrebbe firmare appunto con il Palermo. Una trattativa lunga ed estenuante che però dovrebbe risolversi con la fumata bianca, o meglio, rosanero. E poi la difesa. L'obiettivo numero 1 è Bani, di proprietà del Genoa. Il giocatore ha espresso gradimento per la destinazione. Il Palermo deve trovare l'accordo però con il club ligure, ma in casa rosanero filtra ottimismo. Intanto prosegue il ritiro a Châtillon. Inzaghi lavora sia sull'aspetto tecnico che su quello psicologico. La squadra lo segue. Domani la prima amichevole contro la rappresentativa locale Valle d'Aosta. Adesso il Catania, secondo giorno di allenamento nel ritiro di Norcia per i rossazzurri in 24 che lavorano con Mimmo Toscano. Sturaro invece toglie gli scarpini, li appende al chiodo, da calciatore diventerà un tecnico delle giovanili. Servizio di Francesco Triolo. Il primo giorno di lavoro allo stadio Micheli di Norcia è andato in archivio. I ritmi sono destinati a salire nei prossimi giorni con Mimmo Toscano che sta lavorando con i 24 giocatori sinora convocati, un gruppo del quale fa parte anche Daniele Donnarumma, l'ultimo ad essere ufficializzato, il terzino, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi al club etneo fino al 30 giugno del 2027. Arriva dal Cesena dove, agli ordini di mister Toscano, l'esterno sinistro ha conquistato nel 2024 la promozione in B e vinto la Supercoppa di Serie C. Sul fronte giocatori invece è rimasto a Catania Rino Frisenna che sta svolgendo un programma di riatletizzazione e si aggregherà ai compagni appena possibile. Come noto c'è invece chi non fa parte del progetto tecnico e non è partito per l'Umbria per scelta della società in attesa della risoluzione del contratto di una cessione. Si tratta dei centrocampisti De Rose, Peralta, Teio e degli attaccanti Costantino, Marsura, Montalto e Popovic. È arrivata invece l'ufficialità della risoluzione del contratto con Sturaro, ma per il centrocampista non sarà un addio al rossazzurro, anzi non appena l'ex della Juve avrà ottenuto l'abilitazione tecnica entrerà a far parte dello staff delle giovanili, iniziando così la sua seconda vita sportiva con un altro ruolo. Ci fermiamo, ancora una piccola pausa. Rientriamo in diretta, non ci sono ulteriori aggiornamenti, dunque il nostro telegiornale finisce qui, non ci resta che salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di serata. Grazie per averci seguito.